La cellula è pronta a caricare davanti agli immigrati aggrappati ai cancelli per non far entrare nessuno alla Serena. E questa è l'immagine che racchiude una mattinata di tensione dentro e fuori al centro di accoglienza tra Treviso e Casiano. Tutto è iniziato alle 6 di questa mattina, quando a tutti i richiedenti asilo viene vietata l'uscita e gli viene comunicato che dovranno sottoporsi ad un tampone per coronavirus. Un provvedimento legato ad un caso sospetto che si è manifestato nella serata precedente. Non un richiedente, ma un collaboratore straniero della struttura aveva manifestato i sintomi da contagio dopo essere rientrato da una breve vacanza nel suo paese, l'Afghanistan. Subito si è accesa la protesta, con gli immigrati convinti di dover rimanere nella caserma per 14 giorni in quarantena. Molti hanno iniziato ad agitarsi per possibili contatti con l'infetto, chiedendo di allontanarsi. La tensione è cresciuta quando intorno alle 9 sono arrivati i responsabili dell'ULSS e con loro anche le forze dell'ordine coordinate dal questore vicario Luciano Meneghetti. E da lì è iniziata la lunga trattativa per far entrare i sanitari. Più volte è esplosa la protesta dei richiedenti asilo, pare divisa in due fazioni. Da una parte chi era favorevole ai tamponi, dall'altra chi proprio non ne voleva sapere. Poi si era sparsa la voce che il contagiato era uno degli ospiti della struttura, con le immediate rimostranze degli immigrati convinti di essere trattati da untori. Verso le 11 il trasporto del malato agli infettivi del Cafoncello accompagnato da questo coro. Ad un certo punto le due parti sono anche entrate in contatto, mentre qualcuno iniziava a scavalcare la cancellata, forse nel tentativo di andarsene. Ed è lì che è stata dislocata la Celere, pronta a muovere al primo tentativo di uscita degli stranieri, mentre anche l'esercito si dislocava attorno alla caserma presidiando le uscite laterali. Strada bloccata e traffico deviato, mentre i mediatori culturali cercavano di far capire che non era possibile sottrarsi al tampone. Ed è solo quando è stata minacciata per la seconda volta la carica della polizia che anche gli ultimi irriducibili hanno ceduto il presidio, e solo verso le 14 alla Serena è tornata la calma, permettendo ai mezzi dell'ULSS di entrare per predisporre la raccolta di tamponi.